Siamo giunti alla quarta corsa dall'Arcoveggio, confronto che vede di fronte femmine di 3 anni sulla distanza del miglio. Gogollona, Grace di Casei, Guerra dei Venti, Gardenia of Brown, Gemilia RL, Gaia's Life, questa è la prima fila. In seconda Gitana B, Gloria dei Venti, Ginestra, Fonte Boco. Favore in chiusura per Gardenia of Brown, numero 4, Antonio Di Nardo in sediolo. Alternativa principale, individuata in Guerra dei Venti, insieme a Gitana B. Macchina intanto che accelera, c'è stata l'incertezza di Ginestra Fonboco che rimane discosta, mentre si lancia subito in avanti Gardenia of Brown nei confronti di Guerra dei Venti. Più indietro in terza posizione Grace di Casei a precedere il resto delle concorrenti. Ricordiamo sono tutte femmine. 14-2 il lancio per Gardenia of Brown. Guerra dei Venti segue un paio di lunghezze, cerca ora però di riavvicinarsi al completamento del quarto, e anche numero 8 Gloria Grace di dei Casei Venti si riavvicina. squalificato. Squalifica intanto per Gloria dei Venti Numero 9 Ginestra e per Ginestra Fontboco Fontboco. squalificato. Dopo 500 metri di gara vediamo la progressione esterna da parte di Gogollona. Gogollona avanza dopo, dopo 600 metri 46,8. E le cavalle sono ora al passaggio con situazione tattica invariata. In testa è la favorita Gardenia of Brown, all'esterno è Gogollona, alla corda rimane Guerra dei Venti. Al largo anche Gitana B, che segue le mosse di Gogollona. Terza posizione in corda per Grace di Casei, più indietro c'è Gemilia RL. Tanto 1.18.1 per i primi 1000 metri di gara con Gardenia of Brown che ora comincia ad accelerare. Gitana B sempre di scia a Gogollona. Al paletto dei 400 finali. In vantaggio è sempre Gardenia of Brown, mentre scatta ora Gitana B. Lo scatto di Gitana a 300 dalla conclusione allunga allora la battistrada, ma Gitana viene decisa. Completamento della curva, ingresso in addirittura d'arrivo con Gardenia of Brown in vantaggio. Lo scatto di Gitana B a centropista insieme a Guerra dei Venti. Finale con Gardenia of Brown che salva ancora qualcosa dal finale di Gitana B e Guerra dei Venti, che finiscono probabilmente nell'ordine. 29-8 a chiudere, 1-16-4 il ragguaglio conclusivo. Rivediamo le battute finali con il numero 4 di Gardenia of Brown che sul traguardo riesce ancora a prevalere sul numero 7 Gitana B, che a sua volta sul palo piega invece Guerra dei Venti per il secondo posto. Il successo quindi il raddoppio per Antonio Di Nardo, che con Gardenia of Brown per conto di Enrico Fiaschi della signora Sandra Gasperini ottiene il secondo successo in giornata.